Amici di Directa Sport, buonasera dal Palare estivo di Cagliari, 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Il torneo della Virtus Cagliari termina con questo impegno interno contro la Infinity Bio Faenza, formazione che staziona nella zona playoff con 30 punti all'attivo. Ben diversa la situazione di classifica della squadra guidata da Iris Ferrazzoli, penultima con 8 punti, che dunque dovrà essere poi protagonista anche nei playout salvezza. La partita verrà arbitrata dai signori Alberto Sconfienza di Costigliole d'Asti e da Federico Barra di Torino. In campo ora le 10 protagoniste. Virtus che ha anche ovviamente un orecchio rivolto a quanto sta succedendo al Palamanchia di Alghero, dove in campo un'avversaria diretta come Forlì. Intanto la partita è iniziata, il primo possesso gestito proprio da Faenza con Ballardini in canotta numero 8. Ora l'iniziativa dal palleggio di Schweinbacher, canotta numero 4. Dall'altra parte Giorgeva riesce a mantenere in campo il pallone, Anzino concede la rimessa dal fondo alla Infinity Bio Faenza, ha già ottenuto la qualificazione ai playoff. Come detto, il margine di vantaggio sul 10° posto è rassicurante, è già matematica. La qualificazione agli spareggi promozione. Intanto gestisce dal palleggio sempre Schweinbacher, ora Ballardini sulla pressione di Pod, il pallone è ribaltato molto bene per il tiro a segno da 2 punti. Morsiani a segno col primo canestro di questa partita. La Virtus cerca di rispondere affidandosi ora a Pastena, fuori per Orsini, movimento di Podda che taglia sempre oltre l'arco per Raiola che prende il tiro da 3 punti, troppo lungo però in questo caso. Allora sempre Faenza che si prende il tiro dalla media, stavolta corto per Morsiani, a segno in precedenza. Raiola, Giorgeva senza gran ritmo da 3 punti, il pallone si incastra tra il tabellone e il ferro e dunque gioco momentaneamente fermo. Virtus ancora a caccia del primo canestro di questa partita. Rimessa dal fondo per la squadra cagliaritana con Paola Raiola. Movimento di Giorgeva che ci prova ancora da 3 punti, stavolta cortissimo il suo tiro, ma il sacrificio a rimbalzo di Podda paga dei dividendi. L'ultima a toccare è stata Ballardini, dunque rimessa in gioco per la squadra cagliaritana, eseguita con Pastena, Raiola, il blocco di Orsini, ancora il gioco a 2, sempre Raiola cerca una linea di passaggio per Orsini, la trova. Orsini che attaccando il canestro aveva messo in difficoltà la sua avversaria diretta, si trattava di Schweinbacher. Dunque il fallo della numero 4 ospite, rimessa dal fondo per la Virtus. Raiola trova Pastena, si va a vedere ancora a playmaker ex Viterbo che lavora dal palleggio, viene però derubata del pallone da Schweinbacher che appoggia un comodo layup con la mano sinistra. 4-0 Faenza in questo inizio di partita. Podda cercava il consegnato per Giorgeva, poi Raiola che lavora sul blocco di Podda, prova a partire nell'1 contro 1 con Ballardini che però difende bene. Allora riparte in transizione Faenza, sempre Schweinbacher, il suo tiro è corto, rimbalzo difensivo ben conquistato in questo caso da Francesca Orsini, vanificato però il contropiede della Virtus con Raiola che non può controllare il pallone.
in piedi a dare indicazioni Iris Ferrazzoli. Riparte Faenza con Svienbacher. Raiola era andato a metterle tanta pressione. Palla dentro qui sempre per Morsiani, fa valere i suoi centimetri. 6-0 Faenza in questo avvio di partita. Le polveri bagnate per la Virtus Cagliari. Prova a risolvere, Orsini ci riesce. Tiro dalla media. Stavolta il ferro la aiuta. Allora meno 4. Il pallone sotto ancora per Morsiani. Davvero un rebus difficile da sciogliere. Evidente il vantaggio di centimetri su Orsini. Georgieva, il cambio di mano, prova a buttarsi dentro, il pallone vagante, si tuffa Ballardini che recupera e serve poi Svienbacher. Attende l'arrivo delle compagne per lavorare a difesa schierata, la numero 4 poi Morsiani con l'uso evidentissimo del braccio esterno. Qui corretta la chiamata arbitrale, fallo in attacco di Morsiani. E la Virtus potrà riprovarci dall'altra parte, fischio arbitrale per interrompere la gara. C'è un cambio, fuori Georgieva, non ha trovato ancora ritmo al tiro. Al suo posto l'esperienza di Marta Vargiu per la prima volta in campo quest'oggi. E Pastena a portare il pallone in zona d'attacco, poi Orsini. Vargiu subito se la sente, il tiro da 3 punti però è sfortunato, il pallone danza a lungo sul ferro e poi esce. Ballardini a gestire le operazioni nell'attacco faentino. Ancora un ribaltamento. Morsiani non trova lo spazio per il tiro, allora si affida qui alla compagna di squadra in canotta numero 14, si tratta di Soglia. Prima l'errore per Soglia, poi il canestro, quello del nuovo più 6, 8-2 il punteggio. Vargiu per Pastena. Blocco di Orsini, la penetrazione vincente di Pastena che tiene il contatto, segna, subisce il fallo e avrà a disposizione anche il tiro libero supplementare per accorciare ulteriormente sul meno 3. Cerca la concentrazione Pastena prima del libero supplementare, lampo importante per lei, non riesce a completare il gioco da 3 punti. Allora riparte Ballardini, schema 2 per Faenza, subito penetrazione centrale di Ballardini, anche lei a un passo dal gioco da 3 punti, più sfortunata rispetto all'avversario, dovrà accontentarsi di 2 tiri dalla lunetta. Primo libero è corto per Ballardini, si rimane sull'8-4 Faenza. Dentro invece il secondo, allora più 5 per la squadra ospite, tiene la testa dell'incontro. Subito la penetrazione di Raiola, scarico all'ultimo interessante per Orsini che però ha difficoltà nella ricezione. Pastena, la finta di tiro, poi il lavoro sul blocco di Podda, lo scarico qui fuori misura per Raiola, palla persa. La Virtus è contropiede, facile, concesso a Ballardini che stavolta si prende il potenziale gioco da 3 punti. 11-4, nuova fuga da parte di Faenza. Altre sostituzioni invece in casa Virtus, l'uscita di Pastena, l'ingresso in campo di Arianna Puggioni. Segna il libero aggiuntivo allora Ballardini, massimo vantaggio nella gara per Faenza sul più 8, 12-4. Ancora una palla persa qui da Raiola e altro contropiede. Faenza prova a sfruttare Morsiani, il tiro dall'angolo, l'errore, poi l'errore anche da sotto. Orsini recupera il rimbalzo, apre per Vargiu, poi Podda. Arianna Puggioni dal palleggio, vediamo se sfida Ballardini, tiro da 3, errore. La lotta a rimbalzo stavolta premia Faenza che controlla, qui vuole ripresentarsi nella metà campo offensiva con calma. Svienbacher per Ballardini,
palla ferma ora a lungo nell'attacco di Faenza, prova a risolvere Svienbacher col tiro da 3 punti, sbaglia, c'è Soglia, rimbalzo, non riesce però a trovare l'equilibrio per il layup. Pugioni, poi Paola Raiola, difesa forte di Svienbacher, blocco e riblocco di Orsini, apre un po' di spazio per il tiro da 3 punti, comunque sbagliato da Raiola. Sempre a quota 4 la Virtus, che ora si schiera a zona, fronte pari. Questa è la scelta di coach Ferrazzoli. Ballardini subito in penetrazione, in ritardo con lo scivolamento difensivo la sua avversaria diretta. Primo passo molto rapido e profondo quello di Ballardini, e c'è anche la prima interruzione della gara per un time out chiamato da Iris Ferrazzoli. Il pallone subito sotto, l'errore però per la nuova entrata Franceschelli. Vediamo se ne approfitta Georgieva. Si prova una riapertura tardiva però all'indirizzo di Pugioni. Ennesima palla persa del primo quarto per la Virtus. Corre in transizione Faenza, poi Franceschelli oltre l'arco, qui un altro pallone sparacchiato malamente, anche se l'ultimo tocco era stato di una giocatrice virtussina. Dunque Faenza rimane sostanzialmente lì con la rimessa in zona d'attacco che verrà eseguita da Ballardini. Svienbacher, poi a servire con il numero 6 Morsiani. Franceschelli, penetrazione centrale, scarico all'ultimo, il tiro dall'angolo a segno e allunga ancora Faenza per la prima volta in doppia cifra di vantaggio sul 14-4. Virtus deve cercare di ricucire al più presto, ci prova ora Raiola, piazzato dalla media, ben costruito, mandato a segno con mano educata da Paola Raiola. Franceschelli dall'altra parte, sempre difesa a zona per la Virtus. Morsiani sotto, quel pallone riaperto in angolo, bella circolazione di palla contro la zona per Faenza. Ballardini si prende un tiro tutto sommato buono ma lo sbaglia, allora la Virtus cerca di approfittarne con Arianna Pugioni. Sorrentino, nuovo ingresso in campo per la Virtus, fatica a servire Georgieva che si butta subito dentro, testa bassa, si palleggia sul piede però. Anzi, l'ultima a toccare era stata una giocatrice di Faenza. Allo scadere dei 24 cerca una sorta di preghiera Pugioni. Arrivano degli altri cambi per Faenza. Che riparte con il lavoro dal palleggio di Svienbacher, aggressiva subito sulla linea di passaggio. Georgieva riesce soltanto a sporcare però questo pallone. Morsiani va a proporsi per la ricezione in post basso, un po' troppo fisica secondo gli arbitri la difesa di Simona Sorrentino. Ballardini rimette in gioco per Coraducci, poi il tentativo in penetrazione sempre di Morsiani con errore, strappa via il rimbalzo Podda, corre Raiola, guarda il canestro da 3 punti a segno Arianna Pugioni, accorcia sul -5 la Virtus. Vediamo se la squadra di Ferrazzoli riesce ad avere anche un po' di continuità offensiva che è mancata nel corso di questo primo quarto. Lo scarico in angolo, il tentativo sempre in penetrazione da parte di Coraducci, fermata con il fallo, avrà a disposizione 2 tiri liberi. E altra interruzione della gara per un time out.
Coraducci in lunetta, sbaglia il primo, troppo lungo il suo tiro libero, si rimane sul 14-9. Faenza dentro il secondo, +6 allora per la squadra ospite. La Virtus che riparte affidandosi a Georgieva, che aveva qui provato a servire Sorrentino. Ricezione complicata, rimessa dal fondo allora per la squadra virata in panchina da Cristina Bassi. Ballardini, sempre schema 2, presa in consegna da Georgieva. Lunga circolazione sul perimetro per cercare un varco contro la difesa a zona della Virtus. Penetrazione centrale con canestro per Svienbacher. La risposta di Faenza a quel tentativo di rimonta virtusino, un'altra palla difficile da controllare per Sorrentino, che comunque manda cenni di intesa ad Arianna Puggioni. Attacca la Infinity Bio con uscita di Coraducci, occhiata al post basso. Ballardini riceve in gomito, il tiro in reverse, errore e può avventarsi sul rimbalzo. Parte Marta Vargiu. Sorrentino in punta, c'è il taglio backdoor, soluzione intelligente questa per Puggioni ma prevista da Ballardini, che riesce a intercettare il pallone. Riceve ancora Ballardini, lo scarico sotto, un altro tiro in reverse, stavolta tentato dalla numero 7 Tridello, fermata fallosamente. Sono degli altri cambi sul parquet. Orsini per la Virtus, Minichino invece per Faenza, errore col primo libero per Tridello. Dentro invece il secondo. Doppiata allora la Virtus sul 18-9. Non viene accolta la preghiera di Pastena. 18-9 il punteggio con cui le due squadre vanno al primo mini riposo. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Mannu, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze.
Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Via al secondo quarto al pala restivo Ballardini a rimettere in gioco. Servita Tridello, poi con il numero 25 Minichino, accoppiata con Vargiu. Ancora un consegnato per Ballardini, dalle sue mani passano tutti gli attacchi di Faenza. Il tiro dalla media mandato a segno ora la squadra faentina, che allunga ancora sul 20-9 più 11. Ancora l'intercetto qui da parte di Minichino. Nuova palla persa dalla Virtus, che ancora deve registrare qualcosa in zona offensiva. Il pallone torna fuori con le mani esperte di Ballardini. Poi in angolo il tiro dalla lunga distanza, tap out con Minichino che però controlla ancora Ballardini. Virtus sempre schierata a zona, così come è stato per tutta la seconda parte del primo quarto. Creato un tiro apertissimo per Minichino, ma attenzione perché sotto c'era il fallo in attacco. Segnalata in particolare una spinta di troppo da parte della giocatrice in canotta numero 9 Caccoli. Allora Puggioni, riparte Georgieva, l'hesitation per cercare di battere l'avversario nell'1 contro 1, poi perde la maniglia Ballardini, due facili in contropiede. Inizia bene anche il secondo quarto Faenza, 22-9, e ora la Virtus deve cercare in qualche modo di rimettersi in carreggiata, perché c'è il rischio di lasciare troppo spazio alla fuga la squadra ospite. Un ribaltamento un po' rischioso, Georgieva muove il perno in frazione di passi per la disperazione del pubblico cagliaritano. Sostituzione, fuori Ballardini, è tornata Franceschelli. Provano a farsi sentire i tifosi della Virtus. Sullo scarico sotto il servito, il taglio di Franceschelli, partita anche abbastanza confusa. Tentativo in penetrazione con errore per Orsini, poi Sorrentino a rimbalzo subisce il fallo. Si guadagna così un viaggio in lunetta. Simona Sorrentino, cresciuta anche lei come compagna nel corso di quest'annata. Il primo tiro libero è molto lungo, allora la Virtus rimane a quota 9. Uno su 2 per Sorrentino, meno 12 Virtus. Il 22-10, Minichino dal palleggio. Si apre, riceve con il numero 7 Tridello. Minichino, Franceschelli in angolo, palleggio, arresto e tiro. L'errore per Caccoli, ma c'era anche il fischio arbitrale. Qualche spinta di troppo a rimbalzo, Orsini in particolare è la colpevole. E allora la giocatrice in canotta numero 9 ospite è pronta in lunetta con 2 tiri liberi. Faenza che amministra questo largo vantaggio conquistato fin dalle primissime battute dell'incontro. Errore nel frattempo con il primo tiro libero. Spazio anche per Alessandra Markovic ora in casa Virtus Cagliari. Nuovo tentativo di Caccoli, 0 su 2. La lotta a rimbalzo premia però ancora Faenza. 2 punti sanguinosi concessi dalla Virtus. Meno 14, 24-10. Raiola riesce ad arrivare nella metà campo d'attacco. Perde il tempo dello scarico, si fa male anche a una spalla.
Allora Minichino dall'altra parte non riesce ad andare fino al ferro. Qui buon il lavoro di Franceschelli con il primo passo molto aggressivo, fallo della difesa. Almeno questa era sembrata in un primo momento una chiamata arbitrale. Il pallone viene invece assegnato alla Virtus per la rimessa. Raiola, poi Pellegrini Bettoli, anche lei nuova entrata, il blocco alto di Orsini che ha subito il fallo da parte di Minichino, situazione di incertezza per qualche secondo. Orsini temeva di aver portato un blocco irregolare, così non è, allora rimessa per Pellegrini Bettoli. Orsini e poi Paola Raiola in punta, lato debole, prova a smarcarsi Sorrentino, non riceve, va dentro invece Orsini, sbaglia con la mano sinistra. Schema a pugno intanto chiamato da Minichino nell'attacco di Faenza. Reclama il pallone Franceschelli che ha un mismatch più che favorevole contro Raiola, poi apre per il tiro da 2 punti sbagliato comunque da Tridello. Extra possesso concesso dalla Virtus, amministra Tridello, battuta Sorrentino molto, troppo facilmente con il primo passo. Allora ancora un fallo personale per la numero 3 bianco-blu, cambi ancora in casa Virtus, dentro Podda e Georgieva, fuori Sorrentino e Markovic se non abbiamo visto male. Franceschelli rimette in gioco, tentativo penetrazione da parte di Minichino, poi perde il controllo del pallone Tridello solo per un istante. Minichino poi ci riprova, ma nel frattempo si era esaurito il cronometro dei 24 secondi. Non esattamente una partita per gli esteti del basket fino a questo momento, ma senz'altro una sfida combattuta, quella tra Virtus Cagliari e Infinity Bio Faenza, 15° turno di ritorno del campionato di Serie 2 femminile, girone sud, ed è l'ultima giornata della regular season. Il campionato proseguirà verosimilmente per le due formazioni. Pellegrini Bettoli in lunetta per la Virtus, airball addirittura con il primo tiro libero, circostanza diciamo così abbastanza inusuale, almeno col secondo trova fortuna Pellegrini Bettoli. Si rimane sul 24-10, tanta pressione qui su Svienbacher, rischia di perdere il pallone. Orsini riceve, Raiola riceve addirittura un colpo sul volto, finisce a terra dolorante, gioco fermo. Qui Svienbacher va a chiedere scusa, il colpo era stato fortuito sul naso, anzi sulla bocca di Paola Raiola. Si rialza, non dovrebbero esserci particolari problemi per lei, ora soccorsa. Ha probabilmente bisogno di uscire per qualche minuto Paola Raiola, che infatti viene rilevata da Marta Vargiu. Franceschelli ha rimesso in gioco verso Minichino, studia il piazzamento delle compagne. Virtus ancora a zona qui sull'errore delle rivali, prova a partire in contropiede, fermata con un fallo di esperienza. Eva Georgieva era pronta a scatenare tutta la sua velocità, era pronta ad andare a chiudere il contropiede. Viene invitata però in lunetta la Faenza, che non voleva concedere 2 punti facili. Dentro il primo di Eva Georgieva, meno 15 Virtus sul 24-11.
Dentro anche il secondo. Cerca pian piano di risalire la china la squadra di Ferrazzoli. Sbienbacher, tentativo di penetrazione, poi desiste. Minichino, anzi Franceschelli in punta, il pallone in angolo, il tiro della stessa Minichino, palla fa dentro e fuori, il rimbalzo è preda di Giada Pod e poi rapidissima Georgieva chiude il contropiede, subisce il fallo, potrà ripresentarsi in lunetta con 2 tiri liberi, tema prevedibile. Insomma, Virtus si aggrappa al talento offensivo di Iva Georgieva, giocatrice assolutamente con più punti nelle mani. Dentro il primo tiro libero, 24-13. Anche il secondo libero mancino di Iva Georgieva trova fortuna. Virtus che vede la luce in fondo al tunnel, meno 10 ora. In punta c'è Morsiani, ancora Morsiani, bello il movimento, palleggio, arresto e tiro dopo la finta, non viene però premiata il momento della conclusione. Allora Vargiu a lavorare con pazienza nell'attacco della Virtus, qui finisce un po' nel complicarsi la vita, non trova, nemmeno va detto grande collaborazione nelle compagne, poi calpesta la linea laterale, dunque palla persa e non è di certo la prima della Virtus nel corso di questo primo tempo. Qui un po' sospetto l'uso del braccio esterno da parte di Minichino, un movimento comunque tollerato dalla coppia arbitrale. Ancora Minichino, vorrebbe il post basso qui di Soglia, trovata bene, brava Soglia a usare il corpo per concludere in maniera poi vincente da sotto. Canestro del 26-14, Georgieva deraglia qui col pallone in mano, sosteneva però di non essere stata l'ultima a toccare il pallone, avrebbe voluto la rimessa dal fondo, rimessa che non viene concessa alla Virtus. Ci ritrova Faenza, Svienbacher accoppiata con Pellegrini Bettoli, poi Minichino. Morsiani a sportellate con Orsini, buona la penetrazione con la mano sinistra di Minichino che vede il corridoio, si butta dentro, trova il canestro del più 14, Infinity Bio, 28-14. Vargiu sul blocco di Orsini che poi si apre per il tiro da 3 punti, lo prende senza paura ma lo manda sul secondo ferro. Svienbacher è già dall'altra parte, attende l'arrivo delle compagne, c'è il taglio di Morsiani, persa colpevolmente dalla difesa della Virtus, poi Morsiani grazia la squadra di casa. Svienbacher quasi allo scadere dei 24 trova un ottimo scarico, errore di misura da sotto in questa circostanza per Soglia, rimessa dal fondo Virtus. Georgieva ha già servito Marta Vargiu. Uso eccessivo delle braccia qui in difesa da parte di Minichino. Ingenuamente concede 2 liberi a Marta Vargiu. Dentro il primo, 28-15. Dentro anche il secondo per il meno 12. Bisogno di continuità, l'abbiamo detto più volte, la Virtus anche a livello difensivo. Vargiu a infastidire qui Minichino, poi Morsiani dentro per il taglio di Soglia, esecuzione perfetta dello schema d'attacco qui per la Infinity Bio Faenza. Una lunga si allarga, l'altra ha spazio nel pitturato, lo sfrutta bene, dei punti ben costruiti. Georgieva dall'altra parte con l'ennesimo 1 contro 1. Svienbacher, hesitation, poi la finta, Pellegrini Bettoli difende bene in questo caso. Allora si riparte da Franceschelli, scarico in angolo, tiro da 3 punti rifiutato ancora dal ferro, extra possesso però per Faenza, garantito dal tap out di Franceschelli. Il pick and roll, poi il pallone sotto, capisce tutto Georgieva
poi si fionda in contropiede, 1 contro 2, segna con il fallo. Sono questi i canestri di Iva Georgieva. Potenziale gioco da 3 punti per il meno 12 Virtus, 30-18. Deve ergersi a faro nell'attacco virtusino Iva Georgieva. Ci sta provando questa prima metà di gara, completa il gioco da 3 punti, una giocatrice bulgara. Minichino a dare avvio a questa trama d'attacco per Faenza. Si propone in ricezione profonda Soglia, ma c'è la marcatura d'anticipo di Orsini che riesce a sporcare la linea di passaggio. Ballardini è andato a recuperare il pallone per la rimessa dal fondo, smarcata molto bene sotto Morsiani, si divora letteralmente il canestro. Allora si riparte, Ballardini da 3 punti a segno. Che canestro per Ballardini, 33-19. Questo è il punteggio sul tabellone del Palarestivo. Pellegrini Bettoli sul blocco di Podda, cede in direzione di Marta Vargiu, cerca la partenza dal palleggio, vuole battere Minichino, c'è l'ottimo aiuto difensivo di Soglia. Allora nulla da fare per Vargiu. Ballardini al piccolo trotto esce con notevole ritardo Podda, qui malinteso difensivo per la Virtus che per fortuna non paga dazio. E Georgieva con qualche problema recapita il pallone. Pellegrini Bettoli da 3 punti lungo Vargiu, il pallone termina poi oltre la linea laterale. Si tratterà di rimessa dalla zona difensiva per Faenza, un'inquadratura stretta per Ballardini, autentico cervello della Infinity Bio. Che la lascia l'incombenza all'inizio della manovra. Minichino, Vargiu voleva mettere sotto pressione la 25 ospite, ma esagera secondo gli arbitri. Dunque nuovo fallo e altra rimessa nella metà campo offensiva per la squadra di Bassi. Morsiani vuole lavorare, spalle a canestro, sporcato il pallone, torna fuori da Minichino, cambio di mano contro Vargiu, palleggiare e tiro, c'è il tocco sul braccio al momento del tiro. Dunque 2 liberi per la giocatrice faentina, è già pronta per l'esecuzione. Richiamata l'attenzione degli arbitri per un cambio, torna Arianna Puggioni in casa Virtus, giocatrice che può accendersi col tiro dei 6,75, anche se oggi non è riuscita ancora a entrare totalmente in partita. Segna il primo libero intanto Minichino, dentro anche il secondo, 35-19. Faenza che senza sbandare mantiene saldamente le redini della partita. Georgieva, il giro sul perno, il tiro sbagliato, il rimbalzo conquistato da Faenza che ora si lancia in attacco con Ballardini. Ottimo lo scarico sotto, Soglia sbaglia, recupera poi Tridello, errore anche per lei. Numerosi gli errori di misura sotto canestro per la Infinity Bio, però a disposizione anche un altro extra possesso. Ballardini, penetrazione con la mano destra, ancora lampi davvero di classe per Ballardini, porta Faenza sul 37-19, anche se c'è il buzzer beater in conclusione di secondo quarto per la Virtus che riesce così a ricucire qualche punto. 37-22, meno 15 per la squadra di
coach Ferrazzoli dopo i primi 20 minuti di gioco. Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto il sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2018, lo spazio per tutti. Il nostro camp estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi di Via Altalete a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio a navetta e addetti alla sicurezza. Ermanno Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con il loro staff vi aspettano, ma affrettati, i posti sono limitati fino ad esaurimento. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Inizia il terzo quarto al Palare Estivo, la Virtus Cagliari cerca la rimonta contro Faenza. Sotto sul punteggio di 35-48 dopo i primi 20 minuti di gioco. Il consegnato per Georgieva. Ancora la giocatrice bulgara cerca lo spazio per la penetrazione, non lo trova, allora si appoggia ancora in direzione di Orsini con la mano destra, sbaglia rimbalzo difensivo conquistato da Morsiani per Faenza, poi Svein Bacher sotto per Soglia, trova subito l'equilibrio, brava anche a correre in transizione la lunga di Faenza. 39-22. Pastena lo scarico in angolo, preda di Morsiani, allora Sveinbacher qui non si avvede dell'arrivo di Pastena, rischia qualcosa ancora Faenza. Palla ferma a lungo, poi Franceschelli pesca Soglia sotto, il giro sul perno, pallone riaperto da 3 punti, a segno Faenza. Ora sul più 20, 42-22. Raiola per Podda, consegnato Georgieva, avrebbe lo spazio per il tiro, si affida poi ancora a Podda contro Morsiani. Ribaltamento in angolo, prova a prendere il centro dell'area Raiola, il tiro dalla media, segno Paola Raiola a realizzare il primo canestro del secondo tempo in casa Virtus Cagliari. Mette palla per terra Sveinbacher, poi in linea di fondo, lo scarico sotto per Soglia, palla contesa e la freccia, la regola del possesso alternato, premia in questo caso ancora la Infinity Bio, che potrà rimettere in gioco con Franceschelli. Prova ad attaccare il centro dell'area, qui Coraducci, errore Raiola per Puggioni, non attacca il canestro, preferisce attendere le compagne. Orsini, il taglio dentro di Pastena ignorato, aveva tutto lo spazio per andare al tiro. Tripla frontale per Puggioni, a segno Arianna Puggioni, risponde dunque alla tripla precedente realizzata da Faenza. 42-27 il punteggio, fase della partita in cui Ballardini è a riposo per Faenza. Allora Sveinbacher si prende l'iniziativa, riapre Franceschelli da 3 sul ferro, poi Soglia fa valere ancora tutti i suoi centimetri a rimbalzo. Sveinbacher ora sul blocco della stessa Soglia, cerca la penetrazione con la mano sinistra,
Qui rischia di perdere il pallone, recupero Virtus con Pastena, vuole il pallone lungo verso Arianna Puggioni. Orsini in punta, fa vedere ancora Pastena, finta di consegnato per Raiola che riceve ora il blocco di Orsini, palleggio arresto di tiro per l'ennesima volta. Paola Raiola qui senza fortuna però. Uscita tardiva di Podda sul tiro da 3 punti di Coraducci. Errore ma extra possesso per Faenza. Difficile la lotta a rimbalzo per la Virtus. Direi persa fino a questo momento, anche in maniera abbastanza netta. Sveinbacher dalla media non trova altro che il ferro. C'è stato un intervento arbitrale, però Faenza dunque potrà restare in attacco, almeno questa sembrata essere la chiamata. E infatti rimessa dal fondo per Franceschelli, schema corna. Ora per la squadra bianconera si fa vedere Morsiani, riceve invece Soglia, si fa largo con il fisico contro Orsini. Altri 2 a segno, 44-27. Qui negata la ricezione a Puggioni, allora Orsini si inventa questo 1 contro 1 molto ben eseguito. 29-44. Ancora a zona la Virtus, zona 2-3. Morsiani dal gomito, solo il ferro. Puggioni guarda verso il post basso di Podda, poi non esegue il passaggio, preferisce andare dalle parti di Orsini. Un pallone leggermente troppo lungo per Pastena, che infatti non può controllare. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per Franceschelli. Altri cambi. Mentre il gioco è ripreso, Sveinbacher, schema 1, e coach Ferrazzoli chiama l'adeguamento difensivo 2, e ancora difesa a zona. Faenza ha attaccato la zona della Virtus bene, direi, nel corso del primo tempo. Vediamo se riesce a ripetersi ora. Luca Coli con difficoltà, costretta allo scadere dei 24. Faenza. Allora, le risposte della zona virtusina sono assolutamente positive finora. Torna Ballardini, non a caso direi, per Faenza. Puggioni, pronta per il pick and roll Podda, ma prende subito il tiro. Puggioni lo manda solo sul primo ferro. Sveinbacher, Ballardini, schema 1, pressione di Puggioni abbastanza aggressiva qui sul pallone. Sveinbacher osserva ciò che accade nel pitturato, c'è il taglio di Ballardini, pallone troppo lungo per poter essere ricevuto da Franceschelli. Ultimo tocco una giocatrice della Virtus, rimessa dal fondo per Ballardini. Il movimento di Morsiani. Sveinbacher col passo di incrocio, qui sfortunato, il pallone gira sul ferro poi esce. Buono però il movimento della giocatrice in canotta numero 4. Sorrentino riesce a riaprire, poi Raiola attacca sul ferro con grande aggressività. Ballardini prova a mettersi sulla sua linea di penetrazione, non trova lo sfondamento, anzi è lei a commettere il fallo. Dunque Virtus ancora in attacco. Arianna Puggioni guarda fuori per Raiola, trovata qui sull'angolo opposto. Aveva ancora provato ad armare il braccio di Puggioni, almeno qui la Virtus è riuscita a realizzare. Si rimane sul 44-29 in favore di Faenza. Sveinbacher, Raiola ha tenuto bene in precedenza lo scivolamento difensivo, poi il fallo che viene speso su Franceschelli.
Pastena in ritardo sul primo passo. E allora Faenza ancora nella metà campo offensiva. Franceschelli sotto per Morsiani, subito raddoppiata, le contende il pallone Pastena e stavolta la Freccia assegna il possesso alla Virtus. Sale l'incitamento del pubblico, Virtus che ha assolutamente bisogno di questi 2 punti. Raiola sul blocco di Podda, cerca di battere Sveinbacher dal palleggio, non ci riesce, si rifugia allora dalle parti di Puggioni che è accoppiata con Ballardini. Sale Podda ora per il blocco, mano destra, aveva trovato un buono spunto Puggioni, non è riuscita però a realizzare. Ballardini, qui usa in maniera impropria le braccia in difesa Raiola, secondo i 2 arbitri. Ballardini ha rimesso in gioco, poi si prende la tripla dall'angolo, corta ma era stata persa ancora una volta dalla difesa virtussina. Franceschelli che si inizia da Sveinbacher mentre è pronta Marta Vargiu sul cubo dei cambi. Morsiani da 2 punti sbaglia, rimbalzo difensivo conquistato da Podda. Poi Puggioni, Raiola il cambio di mano, vediamo se riesce a mettere in difficoltà Ballardini con la velocità dal palleggio, si accontenta dell'arresto e tiro. Un long two a segno comunque per Paola Raiola, torna a muoversi il tabellone del punteggio dopo lungo tempo, accorcia sul meno 13 la Virtus 44-31. Caccoli per Sveinbacher, Ballardini dentro, tentativo di ricezione profonda ancora per Caccoli, qui l'ultima a toccare è stata la giocatrice di Faenza, Morsiani in particolare, dunque rimessa Virtus, si sta accendendo l'entusiasmo dei tifosi di casa. Allora coach Cristina Bassi interviene chiamando il time out. Riprende il gioco con la rimessa da fondo campo per la Virtus. Vargiu trova Puggioni, palleggio con la mano sinistra, in punta Sorrentino, backdoor di Pastena, qui ottima esecuzione della Virtus che trova il meno 11. Diverse volte Pastena ha eseguito quel taglio backdoor, stavolta c'è stato anche lo spazio per il passaggio. Faenza deve registrare qualcosa in zona difensiva, qui fa saltare l'avversaria Franceschelli, il tiro veramente cortissimo però dopo. Allora la transizione guidata da Pastena, almeno qui Puggioni trova lo spazio per il tiro, deve lavorare avvalendosi anche dell'aiuto di Podda. Vargiu tende che Podda vada a piazzare il blocco da 3, Pastena, airball, uno schiaffo al pallone per Podda che non riesce però a trovare maglie amiche. Siamo già dall'altra parte con Minichino, tornata sul parquet Franceschelli, sempre per la numero 25, poi Ballardini ribalta il lato a una mano,
Franceschelli, il giro sul perno, buona la difesa di Pastena, infrazione di passi. Franceschelli protesta a gran voce, va davvero vicina al fallo tecnico. Ci crede la Virtus sul meno 11. Buon momento anche per Pastena ora. In angolo Puggioni, si torna da Pastena. Sorrentino per la giocata di pick and roll. Vargiu, sta per scadere il cronometro dei 24. La Virtus non ha costruito granché. Tiro da 3 punti e fallo della difesa. Dunque 3 tiri liberi per Marta Vargiu. Prende ancora coraggio la Virtus, 3 liberi a disposizione di Marta Vargiu. Corto il primo però. Dentro il secondo, 34-44, meno 10 Virtus. Dentro pure il terzo. Allora singola cifra di svantaggio per la squadra di Ferrazzoli, sempre schierata a zona. Ballardini, pallone sotto per Caccoli. Qui Pastena interviene a suo dire sul pallone, secondo gli arbitri invece c'era anche il tocco sul braccio dell'avversaria. Non trema la mano di Caccoli in lunetta. Costituisce il più 10 a Faenza. Ancora la numero 9. Sbaglia il secondo, ma c'è il rimbalzo di Morsiani. Prende il tiro in reverse. Ottima la difesa di Podda. Qui Faenza avrebbe voluto un fallo che non è arrivato. Rimesso dal fondo per Ballardini. Rimane in attacco la squadra di coach Bassi. Ballardini fuori per Morsiani. Gioco a 2 con Ballardini da 3 a segno. Sembrata questa la segnalazione degli arbitri. Tiro da 3 punti, dunque 48-35. Vediamo se la Virtus riesce a rispondere subito, affidandosi qui al post basso di Sorrentino. Un passaggio qui davvero difficile per Podda. Infatti un intercetto facile da parte della difesa. Scade il cronometro del terzo quarto. Qui al pala restivo di Cagliari. Faenza è ancora avanti sulla Virtus con il punteggio di 48-35. 10 minuti ancora per le speranze di rimonta della Virtus Cagliari, sempre a zona anche in avvio di ultimo quarto. Lunga circolazione sul perimetro per Faenza, che poi pesca bene Morsiani. Ottimo primo attacco. La squadra di Bassi, 50-35 più 15 Rotondo. Dà tranquillità alle ospiti. Vargiu chiude il palleggio, forse un po' troppo presto, e anticipo poi sulla linea di passaggio verso Puggioni. 2 facili, un contropiede, mini break di 4 punti. Faenza entrando nell'ultimo quarto. Pastena, ma anche qui a complicarsi un po' la vita. Ballardini capisce tutto con largo anticipo. Morsiani, poi Sveinbacher preferisce la penetrazione, è messa un po' in difficoltà, allora riapre Ballardini, tiro dall'angolo a segno ancora, parziale che diventa di 6-0 in favore di Faenza. Le battute iniziali di questo ultimo quarto, ancora una persa. Qui il fallo di Pastena, quando l'avversaria, Sveinbacher in particolare, stava ormai involando solitaria verso il canestro. La Virtus cercava tutt'altro approccio, direi, per riuscire a mettere
in discussione il risultato. Faenza ormai vede in lontananza lo striscione del traguardo. Time out in campo, opportunamente chiamato da coach Iris Ferrazzoli. Si torna in campo con Svein Bacher in lunetta per Faenza. 2 liberi per allungare ancora il margine di vantaggio dentro il primo. Allora Rotondo più 20 a favore di Faenza, che diventa più 21, 56-35. Si fanno davvero flebili le speranze di rimonta della squadra di casa, ma è destinata al play out per cercare di mantenere la Serie A2. Sorrentino in ricezione profonda, sbaglia 2 volte contro Tridello, tornata sul parquet per Faenza. Si apre e riceve ora Vaggio sulla rimessa, linea di fondo, tiro da 3 a segno per la Virtus. Prova in qualche modo a riaccendersi, che se potrebbe essere troppo tardi. 56-38. Faenza continua ad attaccare con grande abilità la difesa a zona, ritrova subito il più 20 con Caccoli. 58-38. Servita bene sotto, termine di una circolazione offensiva ben eseguita. Intanto da 3 ancora la Virtus, stavolta ci ha provato Sorrentino, senza fortuna però. Ballardini ha già chiamato lo schema. Riceve ora Minichino, tende il movimento a smarcarsi di Coraducci. Ancora Minichino, tentativo di metter palla per terra. Ballardini allo scadere dei 24, lungo rimbalzo difensivo di Orsini. Non trova spazio per andare dentro Raiola, riapre però molto bene Puggioni da 3. 41-58. Puggioni deve ringraziare però anche Raiola, che l'ha messa davvero molto bene in ritmo con il passaggio dalla linea di fondo. Qui l'anticipo difensivo buono. Virtus vuole tenere vive le speranze di rimonta, allora si affida qui a Raiola. Puggioni, Marta Vargiu sul blocco di Orsini, in angolo Sorrentino dentro, Orsini qui fatica a controllare il pallone, finisce anche per terra. Ballardini con calma porta il pallone nella metacampo d'attacco, persa completamente sul taglio qui Tridello. 60-41, sempre più in discesa la strada per Faenza verso la vittoria, verso l'affermazione qui al Palarestivo. Vargiu tripla, trova solamente il tabellone. Ora Coraducci va in angolo per il tiro da 3 a segno. 63-41. Da sottolineare senz'altro la qualità degli attacchi di Faenza, soprattutto contro la zona. Risponde però Paola Raiola. Minichino, Ballardini prova a prendere il centro dell'area, il tiro in controtempo a segno. Che canestro qui per Ballardini. Sentite in sottofondo anche qualche applauso dal pubblico del Palarestivo. Puggioni, errore. Virtus ha bisogno di tanti tiri da 3 punti per provare un po' a colmare il gap. Qui c'è il fischio arbitrale.
porta in lunetta Simona Sorrentino. Realizzato il primo tiro libero, pure il secondo. 46-65. Minichino, schema 1 per Faenza. Franceschelli, Tridello e poi ancora Minichino. Mette palla per terra con decisione qui Coraducci. C'è il fischio arbitrale, palla persa da Faenza. Georgieva, quindi Puggioni che ha il suo bel da fare sulla pressione di Coraducci. Raiola a prendersi il blocco di Sorrentino che poi rolla dentro. Puggioni, murata e parte il contropiede di Faenza. Minichino vorrebbe concludere ma non ha spazio. Tridello da 3, primo ferro e rimbalzo difensivo di Georgieva, vede subito la corsa in contropiede di Sorrentino, a segno per il 48-65. La rubata di Georgieva che poi si lancia in campo aperto, segna Eva Georgieva, meno 15 Virtus, e arriva il time out chiamato da coach Bassi perché aveva qualche piccolo segnale di rilassamento forse per la Infinity Bio, quando Virtus ancora è determinata a cercare di colmare il divario, però la vede sotto di 15 lunghezze sul 65-50. Franceschelli ha eseguito la rimessa dal fondo. Minichino va a dare avvio alla manovra d'attacco faentina, subito trovata sotto Caccoli che però non riesce a realizzare appoggiando al vetro. Nuovo extra possesso, Franceschelli da 3 lungo, secondo extra possesso consecutivo concesso dalla Virtus. In questo modo difficilmente riuscirà a mettere in discussione il risultato. Canestro in penetrazione di Minichino per il più 17 ora. Chiamata semplicemente ad amministrare il margine di vantaggio acquisito. Formazione bianconera ora. Franceschelli, altro tiro lungo però dall'arco. Raiola a tutta velocità, dall'altra parte con la mano sinistra c'è l'intervento di Coraducci che è evidentemente irregolare, cercava la stoppata, finisce col frenare però addosso a Raiola che avrà a disposizione ancora 2 tiri liberi. Errore col primo libero per Raiola. Dentro invece il secondo. 51-67. Minichino sulla pressione di Raiola riesce a servire Caccoli. Minichino non ha spazio per la penetrazione, va in angolo. Qui molto brava Coraducci perché fa saltare Pellegrini Vettoli, scarica poi dentro per Tridello, fallo della difesa. Invitata in lunetta Tridello. Realizza.
2 su 2, 69-51. Ma iniziano a scorrere i titoli di coda su questa partita. Più 18 Faenza. Manca ormai poco al termine. Il fallo di Franceschelli su Georgieva, che metteva palla per terra in maniera aggressiva, trovare subito 2 punti rapidi. Si è caricata stavolta della rimessa Pellegrini Vettori. Georgieva, palleggio con la mano sinistra, poi si butta dentro, scarico. Indicazioni dalla panchina proprio per Georgieva, forse viene chiesto un pizzico in più di calma. Si apre e riceve Raiola. Georgieva, ancora Paola Raiola, deve trovare una soluzione, palleggio, arresto e tiro. La sua mattonella praticamente, Paola Raiola, segno. Il pallone sporcato da Orsini. Minichino con il pallone in mano per Faenza. La Virtus per difendere a zona. Buono il tagliafuori di Orsini. Recupera Georgieva. Fermata senza tanti complimenti qui da Franceschelli. Si riprova la Virtus con Raiola, il cambio di mano, palleggio aperto con la mano destra, Orsini a bloccare, poi il fallo su Raiola, 2 liberi. Ancora per la giocatrice in canotto al numero 5. Tra le migliori in casa Virtus anche oggi. Segnato il primo, sbagliato invece il secondo, c'è il rimbalzo di Podda, Franceschelli va a contendere il pallone, rimessa a Virtus. Orsini consegna il pallone tra le mani di Raiola. Gioco a 2 sempre con Orsini. Podda, Raiola, tripla, porta allo scadere dei 24. Vuole sempre però massima attenzione, concentrazione. Coach Ferrazzoli vuole rendere questo finale allenante in vista dei decisivi impegni play-out della sua formazione. Perde il controllo del pallone qui Franceschelli, contropiede 2 contro 1 che la Virtus spreca banalmente. Raiola si accusa dell'errore, passaggio praticamente in bocca all'avversario, e comunque la rimessa dal fondo. Orsini dall'angolo sbaglia, il Minichino controlla il rimbalzo, schema 1 per Faenza. Corradini, un passo dall'anticipo Raiola che non molla di 1 millimetro nonostante la sconfitta ormai certa. Caccoli consegnato, Minichino dal palleggio
il tiro dalla lunga distanza sbagliato, Podda sul rimbalzo, c'è un fallo. Sembrerebbe essere stato commesso dalla stessa Giada Podda. Una dinamica un po' particolare. Punteggio di 69-54 per la Infinity Bio Faenza. Franceschelli alla rimessa per Tridello. Penetrazione e fallo speso su Coraducci. Due tiri liberi allora, anche per lei. Segnato il primo, arriva a quota 70 Faenza, poi 71 in virtù del 2-2 di Coraducci. Ultimi secondi ormai, una partita che ha già emesso il suo verdetto. Georgieva prova comunque a eseguire lo schema d'attacco, Orsini dietro la schiena, scade il cronometro della partita, finisce così, finisce con Faenza vittoriosa con il punteggio finale di 71-54, si chiude la regular season della Virtus Cagliari, che dovrà affrontare allora il playout salvezza fratricida contro il San Salvatore Selarus, esattamente come successe 2 stagioni fa. Uno sguardo alle statistiche: in casa Faenza chiude con 13 punti, miglior marcatrice, anzi chiedo scusa, 16 punti per Ballardini, dall'altra parte sono 13 per Paola Raiola. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.